E il Papa che manda un'email al parroco che vuole trasferirlo metterlo su un'altra parrocchia, poi alla parrocchia piccola non c'è paschei. Lui c'è paschei. E il parroco cosa che ha fatto? Gli manda un'email al Papa con scritto: amico caro sta qua, mi autofinanzio, mi arrangio e ti dico che dal Papa. E io che i fedeli in chiesa no, che fa se qualcuno finì a messa, che c'è qualche volontario che cavaria dei Bibbie andare a vendere e finì a messa si presenta a Duttusi. E come qua non va, c'è per 10 Bibbie per uomo, cosa viene? Mi porta qualche schesse che avevi due, sta preoccupato. E dopo si presenta un altro tosato. Non poderia a camminare a vendere i Bibbie. Le Bibbie che tu scassare mia che no, mi neanche una ventina che mi provoca, mi va bene, c'è per qua 20 cosa viene e portami qua schei? No, sta preoccupato. A venere arriva che altri lui, porta tutti i do Mario amico due do, che mi do che altre 8, non venderà un'altra volta, va bene, tu si presenta che a Beppi, i schei, che era Marti che avevo già vendute tutte e non neanche sto buono cattate il numero di telefono per chiamate e mi davi ancora ma come che ho fatto? Mi naseo casa per casa e suonava il campanello e veniva fuori e mi diceva se vuoi comprare a Bibbia. Cosa ti dicevi? Mi diceva di no. E che cosa ti hai detto ora? E allora mi dicevo, beh, se non vuoi comprarla a Via Leso tutta